Tassisti veneziani esasperati per i furti che da mesi continuano a subire. 10 commessi solo in una notte. C'è chi pensa di dormire nei mezzi. A Venezia, Mestre, nelle località balneari, controlli della Guardia di Finanza. A Ferragosto, prodotti irregolari tolti dal commercio per oltre 80.000 euro, false perle made in Murano. Sono tutti giovanissimi responsabili della violenta aggressione a un 33enne in bici che a Bibione è stato colpito per averli rimproverati mentre stavano in mezzo alla strada incastrati dalle telecamere. Un'altra lite violenta in corso del popolo a Mestre, un gruppo di bengalesi è stato aggredito e la comunità, presa di mira più volte, chiede maggiore sicurezza. Si svolgeranno domani alle 9:30 nella chiesa di Salzano i funerali di Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato morto nell'ascensore del condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre. È arrivato l'ok anche dal Ministero dell'Agricoltura all'uso di NAS per fronteggiare l'emergenza granchio blu in laguna e al mare. La macchina organizzativa per l'organizzazione del festival è in piena attività, c'è grande attesa al Lido, ma quest'anno i film della mostra avranno una programmazione decentrata. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, in particolare l'esasperazione dei tassisti veneziani che da tempo continuano a subire furti, 10 pensate in una sola notte. Continuano la serie di furti nelle ore notturne, nei taxi e da parte di malviventi, e rubano i telefoni, rubano i POS e spesso fanno danni all'imbarcazione. Sono circa 2 mesi, hanno toccato più punti, Piazzale Roma, Ferrovia, Lido, e hanno fatto circa una quarantina di imbarcazioni. Solo 10 in una notte. I tassisti sono esasperati, non ne possono più. Agiscono nelle ore notturne, salgono a bordo, controllano che non ci sia nessuno, salgono a bordo, forzano le cassettine se non le trovano già aperte, portano via tutto e scappano. Spesso lasciano anche sporcizie all'interno della cabina, provocando più danni al mezzo che di bottino. Anche perché non vale nulla, il telefono viene bloccato, col POS non si può fare nulla, quindi sono i danni quelli che danno fastidio. La rabbia è tanta, al punto che qualcuno vorrebbe addirittura organizzare dei turni per dormire all'interno del taxi. Abbiamo fatto denuncia ovviamente alle autorità, so che i carabinieri stanno indagando nel merito, stanno fermando i taxi di notte, controllando chi c'è a bordo e speriamo quanto prima vengano assicurati alla giustizia. Però c'è anche qualcuno che a questo punto vuole controllare personalmente. In che modo? Vorrebbe dormire in barca e vedere se riesce per caso a trovarli mentre svolgono il furto. Intenso lavoro per la Guardia di Finanza nel weekend di Ferragosto, nel ponte di Ferragosto, ispezionate le spiagge del Lido, Jesolo, Carlo e Chioggia, Miranese e Laguna. A Chioggia la lotta contro la vendita abusiva e illegale di prodotti non certificati si è unita a quella contro il degrado e i bivacchi lungo gli arenili, 60 i finanzieri a Sottomarina e al Lido di Venezia che hanno sequestrato oltre 7.000 articoli irregolari, segnalate 7 persone. A Venezia fermati 3 uomini di nazionalità slovacca e albanese che per strada spillavano soldi ai passanti convincendoli a puntare sul solito gioco delle 3 scatolette. Sequestrato il materiale e 250 euro. 50.000 euro avrebbero invece fruttato le false perle di Murano che all'aeroporto di Tessere i finanzieri hanno trovato controllando i pacchi in entrata e in uscita e trovando i monili in vetro spacciati per Made in Murano. Il reparto aeronavale ha impiegato 11 barche e un velivolo con 36 militari per una quarantina di controlli. Questo dunque il bilancio delle fiamme gialle relativo al Ferragosto. Ora a Bibione per i fatti della sera di Ferragosto, quando è entrata in azione una baby gang, un branco di giovanissimi, vittima una 33enne turista udinese. Tutti questi giovani sono provenienti sia dalla provincia di Venezia che Treviso, sono stati incastrati dalle telecamere. Ho visto un po' di casino, diciamo così, chiamiamolo così, là avanti, ma io ero qua, avevo della gente e non sono riuscito a capire come cosa e perché. Una brutta cosa comunque, non dovrebbero succedere queste cose qua. Noi è 23 anni che siamo qua in gelateria, non abbiamo mai visto una cosa così. Che ho chiesto un po' in giro a questi ragazzi che loro hanno visto
ma anche loro dicono che cioè, questi ragazzi hanno preso sto signore, presumo, l'hanno picchiato, ma noi come gelateria non abbiamo visto, ma perché avevamo il mondo di gente. Una vera e propria aggressione, quasi una spedizione punitiva, quella messa in atto la sera di Ferragosto in centro a Bibione da un gruppo di 11 giovanissimi tra i 16 e i 25 anni, un branco eterogeneo composto da ragazzi provenienti dalla Marca orientale e dal veneziano, quasi tutti italiani naturalizzati. È circa mezzanotte in via Maia quando un 33enne udinese in sella alla sua bici se li ritrova in mezzo alla strada, li redarguisce dicendo loro di spostarsi. Ci sono anche delle auto, 5 di loro però non gradiscono il rimprovero, lo inseguono e lo prendono a pugni, una violenza cieca, l'uomo è solo, viene ferito alla fronte. Dopo l'aggressione c'è stata subito una richiesta di intervento da parte di un cittadino che ha chiamato qua il comando della polizia locale. L'agente che era in servizio in centrale operativa è riuscito attraverso il sistema di videosorveglianza a inquadrare subito la zona che era teatro dell'evento, ha fatto immediatamente quello che era più giusto fare e sono intervenute 2 pattuglie che erano in servizio in quel momento. A supportare la polizia locale arrivano anche i carabinieri, i ragazzi vengono rintracciati nel piazzale delle Corriere, stanno prendendo un bus per Bibione Pineda, direzione una discoteca. L'autobus è stato fermato grazie anche alla prontezza dell'autista, sono stati fatti scendere i passeggeri che non interessavano ai fini dell'intervento per evitare problemi di ordine pubblico più gravi. I ragazzi sono stati identificati. Oderzo, Motta di Livenza, Cessalto, Porto Gruaro, Fossalta e Varese, i loro luoghi di residenza. A un ragazzo di Fontanelle viene sequestrata una roncola, recuperati anche un bilancino di precisione dell'Ascis, pure un coltello a serramanico. Un fatto isolato in una stagione tranquilla, dice il vice sindaco, decisivi gli occhi elettronici puntati su ogni angolo della cittadina. Certo che le telecamere non servono a niente se poi non c'è chi le guarda, quindi l'occhio tecnico va bene, ma ci vuole poi l'occhio umano che analizza, decide come è meglio procedere. E a Bibione inevitabilmente si apre il dibattito proprio sulla sicurezza. Noi siamo da 15 giorni qua in vacanza e non abbiamo percepito, diciamo, problemi di insicurezza per adesso, ecco. A me sembra piuttosto tranquilla. Ecco, la parte un po' della stazione degli autobus ho visto che girare un po' di polizia e cani antidroga mi sembra fossero, però per il resto mi sembra abbastanza tranquilla, ecco. La fama è quella di località per famiglie, ma sul tema sicurezza le opinioni sono diverse e non potrebbe essere altrimenti in una cittadina balneare che supera abbondantemente le 200.000 presenze in questi giorni di Ferragosto. Marta è una turista di Pordenone e riferisce di un episodio sgradevole. Eravamo io e il mio ragazzo, quindi in 2, e abbiamo visto una ragazza molto giovane che era da sola, penso stesse tornando a casa, e 3 ragazzi in bici le sono avvicinate e hanno iniziato a parlargli chiedendole se fosse italiana, se aveva l'accendino, se fumava eccetera. Lei era effettivamente non interessata a rispondere, rispondeva a monosillabi, continuava a girarsi. Noi abbiamo aspettato un attimo per vedere se avesse bisogno, ma lei ha continuato ad andare avanti. Più in generale si chiede una maggiore presenza di pattuglie in strada. Manca un po' la sorveglianza dopo una certa ora, secondo me, c'è poco presidio di vigili in generale, però insomma non ci sono mai stati casi proprio gravi. Credo nelle ore, almeno dalle 9 in poi, insomma dalle 8:30, 9, si vedono tanti giovani stranieri magari un po' alticci. Poi che ci siano stati problemi in questi anni non mi sembra, insomma, non grossi, ecco. Questa è una zona tranquilla, sì. Non è come Lignano che di solito succede il finimondo periodo di Ferragosto. Qua aggressioni o cose gravi, le solite ragazzate, insomma, ma non cose gravi. Molto tranquilla come zona, comunque Bibione è una spiaggia per famiglie, per cui tante volte qua a mezzanotte e mezzo già tutti a letto, ecco. Ferragosto c'era un po' più di movimento perché ci sono stati fuochi, per cui la gente era in spiaggia, però normalmente qua non succede niente. Auto in fiamme questa mattina verso le 7 alla fine del Ponte della Libertà in direzione Mestre sulla carreggiata adiacente alla linea ferroviaria. Nessuna persona è rimasta direttamente coinvolta, la persona alla guida è uscita dall'abitacolo autonomamente senza conseguenze. Sul posto per tutte le operazioni del caso i vigili del fuoco.
Incidenti stradali questa mattina, schianto frontale tra una Clio e un Audi in via Postumia. Grave una 19enne di Maserata, originaria di San Donà di Piave. Erano circa le 9:40 quando una 19enne residente a Maserata, ma originaria di San Donà di Piave, ha perso il controllo della sua Clio lungo la via Postumia, scontrandosi violentemente con un Audi che procedeva nella direzione opposta. Stavano proseguendo in questa direzione e la macchina dall'altra parte gli è piombata addosso senza preavviso. A parlare poco dopo il drammatico scontro frontale avvenuto a Maserata sul Piave è lo zio di uno dei due passeggeri dell'Audi che viaggiava in direzione Catena. Nonostante il forte impatto, i due non hanno riportato gravi ferite. Non è andata così per la ragazza. Le sue condizioni sono sembrate da subito gravissime. Accorsi sul posto, i sanitari hanno stabilizzato e intubato la 19enne che è stata trasportata in ospedale dall'elisoccorso del SUEM 118. La strada è stata per ore interrotta al traffico provocando rallentamenti e code. Un malore o un momento di distrazione forse all'origine della perdita di controllo dell'auto. Restano ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri le cause dell'incidente. Un altro incidente grave nel pomeriggio sulla Treviso Mare all'altezza di Meolo. La Treviso Mare ha fatto da sfondo all'ennesimo incidente nel tratto a confine tra la provincia di Treviso e quella di Venezia all'altezza del casello autostradale di Roncade-Meolo. 3 le auto coinvolte, una solo marginalmente, come spiega il referente della polizia locale di Meolo, intervenuta sul posto insieme al SUEM 118 e ai vigili del fuoco. Avevamo una famiglia con 3 passeggeri che è stata coinvolta in modo marginale, un conducente che viaggiava da solo e un'altra autovettura con 2 persone a bordo. Pesante il bilancio tra i feriti, 2 in modo più lieve, fratello e sorella trentenni originari della provincia di Vicenza e una donna 35enne italiana le cui condizioni sono apparse subito più gravi. È intervenuto l'elisoccorso, ma alla fine non c'è stata la necessità di trasportare il ferito con l'elicottero. È andato via con l'ambulanza. I 3 feriti sono stati trasportati all'ospedale di San Donà di Piave. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti del consorzio di polizia locale che dovranno accertare le eventuali responsabilità. Quello che per ora è sicuro è che una delle 2 vetture ha invaso la corsia opposta, causando uno scontro frontale con la macchina che sopraggiungeva dall'altro senso di marcia. Lunghe code si sono subito formate con i vigili che hanno dovuto gestire anche la difficile situazione viaria. Treviso Mare, funestata da molti incidenti in questa estate, rimane una sorvegliata speciale. C'è stato anche un incontro con la prefettura per l'esodo, per il traffico, per il controllo della circolazione. E, è un'attività che comunque facciamo normalmente durante l'anno. L'appello è sempre quello alla prudenza. L'appello è quello alla prudenza e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale che sono fondamentali. Un'altra lite violenta in Corso del Popolo a Mestre lunedì sera. Un gruppo di bengalesi è stato aggredito e la comunità presa di mira più volte ora chiede maggiore sicurezza. Lunedì sera io e anche mia famiglia girando, ho fatto un po' di spesa, poi tornare alla casa, notte 10:30. Però lui, quando io ho passato la pullman, è arrivato quelli tunisiano e lui ha parlato sempre. Lui da prima ha parlato male, comunque male educati. Bevevo caffè in McDonald's, a mia moglie stava urlando e se vieni che Udin sta... Cioè il marocchino sta coltellando lui e allora io venuto corsa, ho visto tutto fuori che è successo così. Un'altra lite violenta in Corso del Popolo a Mestre la notte di Ferragosto. Ancora una volta i bengalesi nel mirino aggrediti da un tunisino. Tutto è iniziato da questo bar qui in Corso del Popolo per poi concludersi al di là della strada. Dopo lui ha preso il coltello, dopo da fare gravi. E lei è anche stato ferito? Sì, ho fatto 2 punti, c'è qua molto grave, così anche quella parte c'è via tanto grave. Ha avuto paura? Sì, troppo paura, adesso rischio la mia vita, io non lo so come vivere là qua, come andare al lavoro, come uscire là fuori. Adesso mio piccola sempre piange la casa,
Io cosa devo fare? Non è la prima volta che la comunità bengalese viene presa di mira. Quando vengono magrebini o quelli altri, allora loro prima di tutto ci sputano, ci chiedono soldi, ci portano via il telefonino, ma questo qua è successo spesso in 3-4 mesi, questo qua non è la prima volta. Comunque noi chiediamo più sicurezza ai comuni per questo quartiere. Qui Corso del Popolo e via Gaspari Gozzi abbiamo 15-16 negozi che gestito dai bengalesi, dove si sono presenti centinaia di bengalesi ogni ora. Oggi è successo a lui, domani succede un altro. E allora un po' di giorni fa ha tagliato braccio una persona che veniva dal lavoro e dice dammi cellulare, e lui ha fatto un pochino di tardi e ha dato coltellato in mano, ha fatto 16 punti. Questo poverino per tutta la vita lui a braccio non può lavorare come prima. Queste cose, per favore, fate qualcosa, togliete via queste gente malviventi. Si svolgeranno domani alle 9:30 nella chiesa di Salzano i funerali di Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato morto nell'ascensore del condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre. Il corteo funebre partirà alle 9 dall'ospedale All'Angelo per raggiungere la chiesa. Al termine della cerimonia proseguirà verso il crematorio. Intanto l'autopsia disposta sul corpo della vittima ha accertato che a provocare la morte del ragazzo è stata una frattura cranica. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Venezia e parlare di contributo d'accesso. Ai primi di settembre, alla ripresa a pieno regime dell'attività politica in città, l'amministrazione comunale riaprirà immediatamente il tavolo tecnico per l'entrata in vigore a Venezia del contributo di accesso. In alcune giornate dell'anno, e solo in alcune, secondo un calendario che verrà poi pubblicizzato, chi arriverà da fuori città a Venezia avrà l'obbligo di prenotare. L'assessore comunale al bilancio della società partecipate Michele Zuin spiega. Come già anticipato dal sindaco, questo partirà nel 2024, sarà una sperimentazione soprattutto sulle giornate più calde, diciamo, dal punto di vista del flusso turistico. Cercheremo in questo modo di capire come questo contributo di accesso potrà, come noi speriamo, appunto regolare i flussi. Nelle giornate di maggior afflusso, quelle in cui entrerà in vigore il contributo di accesso, tutti coloro che arriveranno in città, compresi i residenti in Veneto, dovranno prenotare, anche se poi i veneti non dovranno pagare. Nessuno farebbe la prenotazione se non ci fosse anche il relativo pagamento o una sanzione nel caso in cui tu non fai la prenotazione e arrivi a Venezia e quindi sei in sanzione. Alla ripresa quindi definiremo questo calendario, lo porteremo anche all'attenzione del Consiglio Comunale. Granchio blu, emergenza granchio blu, è arrivato anche l'ok del Ministero per l'uso delle nasse. A differenza dell'altro anno, in una settimana di lavoro l'altro anno pescavamo 6-7 granchi blu in una settimana. Adesso siamo arrivati a 200-300 al giorno in laguna e in mare è lo stesso. Io faccio pesca di mare e di laguna, il mare è pieno da, diciamo, Carle fino a qua è tutto pieno. Chioggia, Pellestrina, sia in mare che in laguna. Per frenare l'emergenza granchio blu, dopo la Regione Veneto, ora anche il Ministero dell'Agricoltura accoglie la proposta dell'Alleanza Cooperative Pesca e Acquacoltura, che prevede il rilascio di un'autorizzazione straordinaria per 3 mesi all'uso di nasse e cestelli e reti da posta fissa per fronteggiare l'emergenza granchio blu, che sta mettendo in ginocchio l'economia di intere comunità di pescatori nell'area nord adriatica, come ci raccontano. Sulle reti fanno disastri sulle reti. Io ho messo le reti nuove quest'anno, quando hai fatto 4-5 giorni di pesca e le reti distrutte. Poi mangiano le vongole. Troviamo le orate tagliate sulle reti naturalmente, o cerchiamo di debellarli o la pesca è finita. Intanto prima in laguna finirà, poi finirà anche in mare naturalmente.
L'autorizzazione sarà rilasciata a tutte le imprese di pesca e o acquacoltura che ne faranno richiesta e oltre a contribuire a tenere sotto controllo questa vera e propria invasione, servirà a fornire informazioni per mettere a punto ulteriori piani di contenimento. I 2 attrezzi da pesca, però, si legge nel provvedimento ministeriale, dovranno essere utilizzati esclusivamente per la cattura del granchio blu e non altre specie. Ma il problema grosso sarà la biodiversità. Riusciremo a mantenere la biodiversità delle nostre lagune e del nostro mare? Così. O questa specie sarà talmente tanto invasiva e forte che riuscirà ad eliminare gran parte della nostra biodiversità? Parliamo di West Nile dopo il terzo caso che si è verificato a Padova, quello di una 77enne. Un nuovo caso è stato segnalato a Vigonovo nel Veneziano ai confini con Saunara. Qui un paziente è stato colpito dalla forma neuroinvasiva del virus. La distanza spaziale tra i 2 casi ha fatto scattare il cluster, per questo le autorità sanitarie hanno disposto una disinfestazione straordinaria del territorio. Parliamo adesso di Mostra del Cinema, tutte le novità. Grazie alla rinnovata collaborazione tra la Biennale di Venezia e il settore cultura del Comune, per il pubblico sono state create nuove possibilità ed occasioni per vedere i film proiettati in anteprima mondiale al Lido. Ad aprire il programma decentrato, giovedì 31, sarà l'Ordine del Tempo di Liliana Cavani, Leone d'Oro alla carriera, mentre a chiudere il programma domenica 10 settembre il film premiato con Leone d'Oro o un altro film premiato. Il Comune di Venezia sostiene da sempre la manifestazione e il Festival dell'Arte Cinematografica Internazionale. Si svolge al Lido di Venezia e naturalmente il Comune offre, oltre a tutte le sale cinematografiche, il Palazzo del Cinema, quello della Darsena e quant'altro, anche tutti i servizi di trasporto e di pulizia per accedere. Al Lido intanto si cerca di capire quale sarà effettivamente l'impatto in termini di presenze di star dello sciopero dei divi di Hollywood. Film molto diversi, grande capacità di riflettere sul contemporaneo, sui grandi temi di oggi, dall'immigrazione clandestina al cambiamento climatico, alle guerre, alla fluidità di genere e quant'altro, quindi un cinema che non ha perso la capacità di riflettere sul presente. E Venezia ricorderà certamente commossa Andrea Purgatori, il presidente delle giornate degli autori, recentemente scomparso. C'è veramente il dolore per una persona che ha lasciato pochissimi giorni fa, parlando, che poi incappa in una tragedia difficile da accettare. Da Venezia è tutto, c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo, previsioni per venerdì 18 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura. Locali annuvolamenti, specie al mattino. Presenza di nubi più consistenti nelle zone montane, soprattutto a partire dal pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime senza notevoli variazioni tra i 20 e i 21 gradi, massime in aumento comprese tra i 29 e i 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso in pianura, variabile con probabilità di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane, anche di modesta intensità, a partire dal pomeriggio. Venti a regime di brezza. Temperature minime intorno ai 22-23 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige giornata caratterizzata da ampie schiarite al mattino, mentre dal pomeriggio nuvolosità più consistente, con possibilità di locali rovesci temporali. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime tra i 33 e i 35 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.